Benvenuti a questo topo nuovo de Voces de Hominis. Io vamos a conoscere diversos artistas de tutta la Sardegna. Uninde questa trasmissione a Satra Camurgiato o Voces de Feminas. Io vamos connoto diversas artistas desisola. Vamos a questionare in diversas varianti de lingua sarda e in altre lingue che si questionano in Sardegna. E oggi cominciamo su questo topo con Beppe Dettori. Saluto Beppe. Saluto a tutti voi. Chi è destintino a questionare in tatareso. Emmo. Io vesemo Beppe. Io sono nato ai Clintini. Esattamente 60 anni fa, in casa con l'ostetrica, con la levatrice, ma il Clintino non era ancora comune, perciò eravamo sotto Sassari, quindi i documenti io scrivo Nadui Sassari, ma non so cosa sarebbe, so chi si dice un accudiddu. Però sono in Sassari dal 2010, mi sono ritrasferito dal continente in Sardegna e mi sono sistemato a Sassari. Come ti Beppe Dettori candi minoretto? E te pizzinuisi, e te di Navana? Un bel curioso era, un fazzendino. Mi piacevano le cose, lo sport mi piaceva assai. Tutti gli sport acquatici di leva, no? Quindi nuoto, voga, ho pure fatto i bicchiatori. E poi giocare a pallone, chi supera? Da poi tennis, quando hanno fatto i primi campi da tennis in Clintini, in vari hotel, no? E quindi praticavo un po' di tennis. Però ero curioso, mi piaceva bella musica, pur se non c'era nessuno che mi insegnava a suonare. Quindi ho imparato da sola bei denti l'altri. Mi si comprendendo? Certo. Ah, ecco. Io ve la sconnota la musica, è la prima volta che la sintesa, che li conosco della cantata, o es in carchilocco, io ve sa musica, o si intende a musica. Beh, in parecchi luoghi, in Geisha, per esempio, o le canzoni di Geisha, però. Ma mento una cosa, ero minore, forse aveva 9 anni, no? E accudida a Clintini Maria Carta e aveva di fare un concerto alla sola, solo Bozzi e basta, in Geisha. E io sono rimasto ben colpito, no? da questa cosa, pure a chi mia sorella faceva la parrucchiera. E quindi Maria Carta è giunta in casa, perché lavorava a casa, palavassili belli, non patagliassili, palavassili, e con un poco di azedo, ma mentre che piccolo particolare, renderli più luminosi. E io me la baitava che era bella, sai, era una femmina, ero appunto curioso, e mi buonia a ginocchio a terra, vedendo in milla. E mamma mi faceva, scidine da in chi, lasciala stare. E lei dice, no, lasciatelo su piccoletto. E quindi, da poi sono andato a Geisha e sono rimasto illuminato, sì, come ti dico. E da poi i miei cugini, mie sorelle cantavano tutti in pari con la chitarra, era una tradizione. E quindi ho sempre respirato musica in casa. Pure se non c'era nessuno che mi diceva, mi hai di cantare questa cosa. Ho fatto tutto di capo mio. E quando hai cominciato a scrivere? A minore o a mano? Quando ho imparato un po' di più a suonare la chitarra. Che hai imparato da sola a suonare la chitarra? Sì, impari amici.
amici che suonavano un poco meglio di me e usualmente cantava. Aveva questa faccia quenta di gualtieri. Quindi dunque hai cominciato prima a cantare, a suonare? Sì, ho cominciato prima a cantare, ma mi paichiugnava e tanto mi guava a dare dello flauto dolce. ma era ridicola la cosa. Quindi era troppo minore lo flauto, no? Rispetto a me. E tanto ho imbarazzato la chitarra, pure se aveva 3 accordi. Poi il baravento, il scudo, no? E da poi però ho imparato a suonare. Cosa è successo? È successo che ho cominciato a cantare con la corale Canepa, Luigi Canepa, quando ci siamo trasferiti da Ristintini a Sassari, esattamente nel 79, e per 3 anni, 79, 80 e 81, ho frequentato la corale e che ho imparato a cantare meglio. Quindi comprendevo come era la voce, come funzionava, che lo togamo è importante, la ola e lo gabbo, tutto lo cranio. Ho imparato queste cose e intanto affinava sempre di più la chitarra. Quindi mi piaceva, prima ho cominciato con Lucio Battisti, da poi con la West Coast. Quindi Neil Young, Crosby, Stills, Nash & Young, Bob Dylan, John Denver, Eagles, America, tutto questo come si può dire, catalogo di artisti e di musica me l'ho proprio magnato. E così cominciava a fare i primi serati, no? Che erano davanti a casa il muretto dello muraglione del lungomare, onde slaziamo noi. E faceva le prime serate a chi a casa non mi sopportavano. Quindi mi dicevano, Giuseppe, vai di fuori. Vai di fuori. Io mi mettevo lì, nel muretto. E la gente però si filmava. Si filmava talmente tanta gente che una volta sono passati i carabinieri. Ho detto, ma cosa è successo in Oggi? I dettori che sono enti. E tanto se ne sono andati. E poi impari a me suonavano gli altri amici. Quindi eravamo una greffa di pizzini, 15, 16, 17 anni, che avevamo questa idea di si piaceva una bella musica. Venivano pure i secondi fini, no? Con questa caccia femmina, soprattutto i turisti, perché gli tintinesi non li piaceva assai. E quindi noi, che era la chiusa, ma a noi ci piaceva un bel suonare, eravamo contenti così. E man mano che gli anni passavano, sono sempre sopraggiunti degli obiettivi diversi, sempre più umani. Tipo, mi piacerebbe suonare in un palco. Una volta raggiunto questo obiettivo, mi piacerebbe essere pure pagato. E quindi sono giunti i primi serati, i club, i locali, no? Ma mi davano 50.000 lire per suonare sempre gli Sintini a Capofalcone in un baretto prima della discoteca. Ma erano cose di fortuna, cioè non era l'impianto, erano i 2 gasci Pioneer hi-fi con una piastra di registrazione, play, rec, pausa e amplificava tutto. Con un microfono faceva chitarra e bozzi, reverbero, e cos'era? Non erano effetti, non era nulla. E quindi erano proprio all'inizio, io non avevo manco la macchina, mi accompagnavano, no? A suonare. È stata la prima volta, da poi passato questo obiettivo, ho cominciato, un paio d'anni, a fare le prime piazze, a che locali, club, non venivano a Sassari. Era il night, che noi non eravamo tanti, era il pianista che suonava. E noi si proponiamo, no? E un altro amico, Sulliotti, Fabrizio Sulliotti, lo nomineggio perché a chi ha giocato le prime piazze l'ha giocato con Edo. Da poi apriamo i concerti del Collage, Piero Marra, si è capitato, pure alla sola, impari ad altri gruppi. Eravamo l'attrazione, 2 chitarre e 2 voci. E quanti anni avevi? 20, 21. 21, poi 22 sono combattuto militare
e soprattutto sono rimasto in continente. Dopo il militare sono rimasto a Milano e in Chivi. Ma vi già compreso su che queria sacchere? Sì, e volevo andare fuori. A chi no che non era nulla, non che non era il pazio, non era logo di Vallopo. Quindi io avevo sempre, meno che non v'è nulla, come ti fermo noi a suonare, abbiamo dovuto sempre in casa. E fuori dell'uomo, su muretto. Pure sopra un muretto, esatto. E quindi aveva sempre il ballino di andare o a Roma o a Milano. È giunta l'occasione che aveva un parente a Milano e per i primi 3-4 mesi mi ha ospitato Edo. Da poi ho abbiato una casa, un monolocale, un travaglio normale e dopo il travaglio andava a suonare. Quindi io suonava praticamente tutti, dallo lunedì allo sabato. Però faceva pure un travaglio l'operaio, ho fatto l'operaio, ho venduto gas, ho fatto le gucciolate di Rigane, ho lavorato all'ENCI, Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e in cui punia tutti i documenti di Rigane, di razza, il pedigree, no? Sopra elettronicamente. Ok, quindi trasferire dallo babbiru allo computer. Ma era un travaglio. E sono rimasto per 6 mesi in questo luogo, che era sostituzione di maternità. Finiti questi 6 mesi è giunta la proprietaria del luogo e me ne sono andato. Ho fatto però 4 anni in un centralino di Teledrin, era comodo perché era un travaglio a turni, quindi faceva o lo manzano o la sera o la notte. E mi consentiva di fare tante cose durante questo periodo, che era 92, 91, 92, 93. In 93 ho avuto un contratto discografico con la Ricordi e ho fatto il Gantagiro nel 93 con una canzone Feia che di drone. E come ti Ma no, infatti non vede la biografia mia che mi fa cogneggio come un cane di questa cosa. Beh, però su comincio... Lo titolo paria un leghista, lo titolo era Cosa c'entra il negro? E io non avevo la faccia in terra, una volta che l'avevo di cantare. Ma sì, una volta mi ha chiamato Bossi per cantare questa canzone. E mi sono occupato di pagare un bel di dinaro. Un bel di denaro me l'ha dato Dio Mattessi. Io gli ho mandato un bel di denaro, così non mi chiamavano, no? Invece me l'ha dato. Così la macchina. Come ti hai cominciato a cantare in Milano? Andando i loghi, i club, e proponendomi senza gascetta, senza nulla, no? Prima hai mandato no, il video addirittura. Prima, ok, vuoi suonare? Piglia la chitarra e suona. Così. E quindi ho cominciato i primi club in Brera, che erano ben rinomati, in 2 garreli erano 30 locali. Quindi era così. E dopo lì in Avvigli, un altro luogo di attrazioni per chi si di Milano, ma pure per chi si di fuori, venivano a ascoltare la musica. Quindi da Sormureddo dei Stintino a Sormureddo dei Navigli. Bravissima, proprio così. Un Naviglio Pavese, un Naviglio Mannu. E da chi poi un paio di proprietari di locali ti domandavano se volevi andare a suonare da Eddie, no? E in questi locali, quando venivano i proprietari di altri locali di Vora, di Milano, potevi domandare più di là, no? E tu esitavi perché questo momento di scritturazione. E così è andato per 5-6 anni questa cosa. Dopo ho mollato il lavoro di centralino a chi? A chi suesci di i telefonini l'SMS. No? Una dia. Quindi 94, 95. E nel 94-95 mi sono licenziato e ho fatto solo il musicista, quindi ho campato dalla musica e boh. E quanto sono già via stando? Quindi nel 94 vai allo Gacchero
Su conto io. Fanno due che aveva 24, 30. 25 anni, 25, 26, chissà neanche. Poi c'è avuto il primo contratto che aveva 25, 26 anni, ho fatto il cantagiro, 27, ma ho giumullato sia il produttore che la casa discografica a chi mi va chiugnava. E mi volevano fare un rapper. E io ho detto, ma io non mi sono buono a fare un rapper. Che aiuti a fare un rapper? Io voglio cantare. E tanto ho brillato con il produttore mi ha minacciato di non lasciarmi libero, no? Di giabeduri. E invece il discografico si è portato di mezzo e mi ha detto, no, lascialo libero, direttore, se no ti tocca fare l'album. E tanto mi ha rilasciato libero. Ma a me mi è convenuto che ho fatto un altro contratto con un'altra casa discografica, la Ariston, che mi hanno detto per 3 anni. Per 3 anni hanno cercato di mandarmi a Sanremo, ma non vi sono riusciti. E tanto a chiesa cosa si scritta da te, no? Sì, O dai altre? sì, da me, scritta da me. Ero un cantautore, diciamo, dai. Da poi è successo che Fabio Concatto, che abbiamo conosciuto nei primi anni di Milano, mi aveva insegnato a fare le canzoni, no? Ma lo vedeva ogni tanto, no? Ogni tanto lo chiamava e mi diceva, beh, come va? Come ti stai sempre scrivendo? E si vedeva e gli faceva ascoltare le cose nuove, no? E lo pure, e lui mi faceva ascoltare in anteprima le cose sue. Ma ammetto che l'album già nutri, speriamo che piova tutte queste canzoni, ho ascoltato 7-8 mesi prima. Quindi cosa scurtava da ciabappare? Sì, e lui mi dava consigli. Una sera ci ho portato delle canzoni e mi ha detto, ci siamo Beppe, andiamo alla EMI. E mi ha portato alla EMI. Ed anche io ho cominciato un discorso di collaborazione con la EMI Publishing, che sono gli editori della EMI Music, che non esiste più. È stata assorbita dalla Virgin, dalla Virgin, poi la EMI Virgin è stata assorbita dalla Sony Universal. Adesso sono tutti quanti a ciappende, no? Che le case discografiche, ve ne sono solo 2, che hanno inglobato tutti. E poi vi sono rimasti i minori, che sono la Caterina Caselli, Sugar, la edizione Curci, che saranno gli anni... E questo è stato il primo disco tuo? Allora, io ho fatto 2 singoli prima, che sono dell'Uniedo, e da poi un altro che si chiamava Senza di te mai, che hanno provato a portare a Sanremo, non vi sono riusciti. Sempre il 98. Impari all'uscita con il primo album, In terra in cielo, di Tancarruia, che è stata la prima volta che ho cantato in sardo. E mi è piaciuto assai. Come te mai a sapere di cantare il sardo? Ho sempre cantato in sardo, con la Corale Canepa, che facevano le cose tradizionali. La danza di teso, non posso riposare, su Montegonare, i classici, no? Non posso riposare, appunto. L'anneddo, tutti fatti a 8 voci, quindi è una cosa meravigliosa, no? E quindi la cosa mi è rimasta in capo, l'ho fatto di ammentarmi che babbo aveva che il suo slang lo avevo reso, mi è rimasto un po' carino. Infatti, mi hanno criticato, no? Che pari a mezzo milanese che cantava in sardo. Però con il tempo, dopo che la cosa l'ho affinata, faccio penso pure un po' di tempo, no? Ho studiato, quindi sapeva di va. Quindi ho ascoltato pure altri cantanti, quelli cantavano, come pronunziavano. La cosa che si fa, no? Quindi l'inglese, ma l'inglese l'ho imparato a ascoltare gli altri che cantavano. E dopo studiandolo, ovviamente. E come ti è andata su sardo? È andata assai bene, la critica sta impantando in un modo meraviglioso. Siamo passati pure in radio nazionale, quindi Radio Monte Carlo, Radio Capital, Radio Popolare. Stanno diventando un bel, abbiamo vinto pure 2 concorsi del Festival Nazionale di Musica Dialettale, 2 volte consecutivi, vicino a Sanremo, a Ospedaletti. Abbiamo vinto 2 anni consecutivi questa cosa. Da poi il gruppo si è fasciato, come succede spesso e volentieri. Il gruppo si è fasciato, hanno continuato
in Tancarruia con lo fondatore Pino Martini, in pari agli suoi nipoti, e io e l'altro abbiamo mobiliato altri garreli. No? Io ho finito di provare a Sanremo, che dobbiamo volta io provavo, nel 2000 ho detto, pongo la Grozzi su Tintammi che su Sanremo. Ho cominciato a fare lo compositori altri. Quindi sotto contratto, la prima canzone di un gruppo famoso erano i ragazzi italiani. E il titolo era Non finire mai, in pari Antonio Galbiati. Ha scritto la canzone. Poi Ramazzotti, Il mio amore è per te, e in chi l'ho contratto con la Emi, questa famosa di Concato. Ma ne proporto questo contratto di Zincanni, e in chi si Zincanni mi è andata assai bene. Ramazzotti ha venduto quasi 3 milioni di copie. Abbiamo dato la canzone a un produttore americano che si chiama David Foster, che era producente il disco di Laura Pausini. E Antonio Galbiati, che era uno degli autori di Laura Pausini, aveva scritto una canzone per Andrea Bocelli, ma Andrea Bocelli non l'ha usata. E noi siamo rimasti male, l'abbiamo scritta appositamente per Edo. Quindi era una canzone sul genere che si chiama pop lirico. È rimasto il garascio. E che tu David Foster l'ha sciubiata per caso, ma lo caso non esiste, quindi di zia lo maestro Guei di Kung Fu Panda. E quindi l'ha sciubiata e ha detto no, questa cosa mi serve. Ma che sono producente un pizzino di 16 anni che fa la voce da tenore e la canzone mi serve. Quindi esplora, siamo riusciti a fare casciula da David Foster, che mi ha chiamato, mi ha pantato, che era bravo cantante, che cantava tipo Bocelli, no? Mi pigliava un bel di culto, che faceva parte del background dell'inizio della mia storia in Milano e all'inizio della mia storia in Sassari, che aveva approcciato con la lirica. Ah, Canergia Ghirao, tanto. Esattamente. Poi in Milano ho studiato 1 anno e mezzo lirica, no? A essere preciso e pigliarlo proprio come un mistero, no? Un travaglio anda pigliato con serietà, perciò bisogna essere preparati e non improvvisati, e quindi ho studiato lirica, che è la base, no, di tutto lo canto. Mi è tornato utile, da poi ha fatto questa canzone e ha venduto 6 milioni e mezzo di copie con questo giovanotto che si chiama Josh Groban, e la canzone è in italiano. Quindi si chiama Canto alla vita, la canzone, la potete agattare su YouTube, tutti i loghi. Tanto meno male che digitali. Bocelli danno chi no. Esatto. Dopo Caterina Caselli sta tuppato e sta detto, chi non ha insistito? E tu apri casa dai Gescia. E quindi, niente, è andata bene così. E te si prova a scrivere una canzone che poi è andata in altri così da un'altra persona, una soddisfazione enorme, una soddisfazione manna, ma pure con Ramazzotti, quando ha presentato l'album che era Stile Libero, e era una canzone mia, no? Quando l'hanno fatta con musicisti pazzeschi, quando l'hanno fatta all'auditorio di Corso San Gottardo in Milano, un luogo assai bello, l'ho pure cantato con Paolo Fresu in questo luogo, ma era esistente che faceva la canzone mia. E quando l'hanno fatta mi è venuto cosa, no? Insomma, ti fai di piacere, è una soddisfazione. E quando mi hanno fatto i complimenti da Los Angeles per commentare bello il modo in cui abbia cantato questa canzone, Canto alla vita, mi viene detto siamo gente di imitati. E infatti il cantante, se tu la ascolti, ha un po' l'accento saldo. È americano, ma un po' saldo. È andata bene, da poi l'americano e da poi
ma hanno successo, non stanno più fatti entrare in questo business. E siamo rimasti con un bel di canzoni pop liriche e un garage. Però come? Che su Calascio tutto la veneta aperto. Ah, sì, vabbè. Non si esce mai. Il garage è pieno di canzoni. Infatti, io ogni tanto dall'ufrider scongeleggio qualche cosa, la pongo in banca e dico, ma esci a vedere questa canzone come te. Come te mai da Milano che querías conoscere sul mondo, querías andare a fare, poi ne sei tornato a Tattari? Ma a chi, vabbè, sono tornato a Sassari nel 2010. Io sono stato con l'azienda dal 2006 fino al 2012. Mi ero il traccato di fare un pendolare. Ah, in Milano? Sicuramente il travaglio era più in Sardegna che fuori. Ma ho detto, ma a me che cambio di fare, sta sempre viaggiando, quento un pizzone. Sempre volenti con l'aereo, problemi, ritardi. Ho detto, ok, se ne dovremo a Sassari, se la va cosa a Milano, piglio l'aereo e ando a Milano. Abbiamo fatto così, con tutta la famiglia, siamo ritrasferiti in Sassari, abbiamo la moglie di Sassaresa e figliola, e quindi è stato un tour a casa. L'esperienza che sono stata azienda, come ti è andata? Benissimo. E poi è tornato a Ramazzotti per in cui? Esattamente. Assai bene per le aspettative che abbiamo. Perché noi, almeno io, sono entrato con l'azienda per fare qualche serata in più. Okay. Non aveva velleità di fare successo, di vendere, no. Zero. È stato Ramazzotti, da poi che ha giocato, è successo questo. Sono andato a fare un giro con 2 o 3 canzoni che abbiamo, cantate da me in saldo, quelli d'azienda, e le case discografiche che io frequentavo, la Sugar, l'Ariston, la Warner, la Sony, la EMI, e tutti quanti mi dicevano, beh, lascia stare, è tutta minestra riscaldata. E tu rimani assai male, no? Perché, ok, vuol dire la musica in saldo non anda più. E quindi ha giurato la riporta a Gino e Gigi dicendogli, guardate, i noghi non interessa il progetto, fermo le sirate e poi. In questo momento invece mi chiama Ramazzotti e mi dice, ho scoperto che sei qui d'azienda, ti vedo bene. E io ti ringrazio. Guarda, ho già fatto, discograficamente come siete messi? Malissimo, gli ho detto, perché tanto non si può nessuno. Ma io e voglio. Ok? Ho detto, vabbè, me lo sei ripetendo da 20 anni che vuoi sei il mio produttore, lo discografico, e non è mai successo nulla. E fa, hai ragione, ti posso chiamare il mio socio. Poi Sassarese proprio mi parlava a Ramazzotti. Certo. Ti posso chiamare lo socio mio, Roberto Galanti, buonanima, che non vede più piccato, che era una persona a vero toga, che lui mi ha chiamato, sempre in Sassarese, mi ha detto, sono lo socio di Ramazzotti, cosa mi devi fare? In Sassarese. Sempre in Sassarese. Certo. La melanzana in forro, o abbiamo di fare canzoni a vero. Non vedi canzoni, se no vivremo noi, a che Eros vuol fare lo disco con voi. E noi. Le canzoni le avevamo. Basta di per su Calascio. Infatti non vedi problemi, erano un bel baratti noi, non erano così, con richieste di là, no? Erano profilo basso, diceva Guido. E così abbiamo fatto, no? Avevo buttato le canzoni in dentro questo CD, tanto si trattava ancora di CD-ROM, era la prima canzone di questi 5 che l'abbiamo buttato in un secondo momento, le prime 2 erano i Kelos e La ricerca di te. Abbiamo queste 2 canzoni. Ne avevamo buttato altre 5. La prima di questo CD era Domo Mia. Però non era l'altra Bozzi, non era neanche non era.
era particolare però. E infatti il Roberto Galanti me l'ho visto una persona che si fumava lo zigarro aspirandolo. Uno con i polmoni d'acciaio, infatti è molto pochissimo, è fisica polmone. Però era una persona tutta d'un pezzo, no? Dura, come di bassona. Ne farà dalla lacrima. Quando l'abbiamo visto che gli era valente la lacrima, abbiamo detto, non che. E lui fa, fammela sentire un'altra volta, per favore, che la voce è in italiano, non in sassarese. Fammela sentire ancora questa qua, perché qua ci siamo. E quindi lui ha detto, non che vi siamo, iscimmo questa canzone. Però l'avevamo cantata a una femmina, Impari a te. E la femmina erano in combutta Antonella Ruggero e Giorgia. Giorgia ha rifiutato subito. Antonella Ruggero in primo momento ha detto di sì, da poi sicuramente era mancato da poco Andrea Parodi, non si l'intendia che gli paria di fare un torto ad Andrea, che non aveva compreso la canzone abitava proprio da Andrea. No? E chi Ramazzotti si è girato li gradadai e diceva che e ha detto la canteo. E noi non vi crediamo, c'è una pop star internazionale che canta in sardo. Quando mai succede una cosa? Infatti fu un clamore, un bel manno. Tutti le radio si abbassavano, in Sardegna noi non accattavamo i contratti per suonare. All'inizio avevamo fatto 3 serate in continente, che io la in Chibi, quindi avevo i miei contatti. E 2 in Sardegna che erano i loghi dei genitori miei, Bonorva e Lintini. Non si volevano, non so come cosa. Fatto sta che comincia a passare la canzone in radio, quando a passare la canzone in radio, tugnadì in tutti le radio, hanno cominciato a chiamare l'impresario che non faceva manco fatica ad andare a fare l'appuntamento, che pigliava le contratte al telefono. E hanno cominciato praticamente da fine giugno fino a dicembre, sempre serate quasi tugnadì, con qualche pausa di qualche dì, ma abbiamo suonato un bel. E da poi è continuato questo tour de force a chi è successo che Ramazzotti, facendo questo duetto, ha rovinato il duetto internazionale che aveva con Ricky Martin. E quindi la BMG, che è la casa discografica, l'ha proibito di fare la promozione Impari a noi. Ma noi eravamo andati a gonfie vele, con la vela proprio bella gonfiata, no? Dal vento, e non aveva bisogno di fare video. L'unico video mi pare che l'aveva fatto Ottavio, che è un video che mandavano a Videolina, è stato l'unico video di Domo Mia in chissà anni, cioè 2007-2008. E nulla, Ramazzotti sta detto blocca il disco e femmone un altro subito. Abbiamo lasciato una canzone che era Madre Terra fuori da Vida per fare Sanremo nel 2008, ma Pippo Baudo non sa voluto. Torna. E quindi Madre Terra è rimasto con la ok, scimbo d'ora di Dio con Madre Terra, il duetto con Francesco Renga. È andata bene una tesi, no? Perché vabbè, con Vida abbiamo venduto 225.000 copie, con Madre Terra un poco di manco, 30.000. Ma non era colpa nostra o della casa discografica, la promozione vera. Era già cominciando in fase calante la discografia per i coipi. Era per i coipi, ma non si vendeva più nulla. A chi vera, tutte le piattaforme digitali che erano pigliando ampramano. Napster è stata la prima. Da poi erano i social, i primi social che era MySpace, MySpace era una cosa
che poi è imparita, ma prima MySpace era una cosa impantosa proprio. E poi Facebook, e sono nate così, no, le piattaforme, YouTube abbiamo in mano, Spotify è una cosa più recente, no, e tutte le altre piattaforme. Però la crisi del CD era picco, e quindi noi abbiamo venduto un bel, secondo noi, l'Umattessi, 30.000 copie su un bel di coppie. Ed è qui come si arriva sul progetto del Capaianca? Prima dell'azienda, in mezzo al contratto che aveva con la EMI, il contratto consistia in mai di da 8 canzoni all'anno, pazzincanni, 5 per 8? 40. Ok, 40, no? E 40 canzoni ve l'aveva data in un anno. Un calash? Sì, ero pieno. 40 canzoni, delle quali 4 avevano pigliato contratto, agattato da me. E quindi la EMI era diventata un problema. A chi, se non mi muoveva io, la EMI non faceva nulla per fare intendere canzoni a chi artista, a chi altro. Quindi è diventato un problema. Era meglio non averlo. Quando è finito il contratto, durante questi 5 anni, ho fatto questo disco Capaianca, no? E mi sono divertito un bel a cantare un bel in tanti lingui e tutti i generi che mi piacevano. Quindi faccio un po' Trento, dimo che era incollocabile in nessun calascio, nessun scaffale. Mi dicevano i discografici, ma in che scaffale lo mettiamo questo disco? Io detto, in capo di Rubone. È musica, ma che genere è? È musica, è un insieme di generi musicali. Oggi è chiamato paccianca questo genere. Anche un po' di artisti hanno cominciato a misciare i generi musicali. Quindi la canzone d'autore con il rock, lo blues, lo country, c'era tutto, no? Trento. Musica etnica di altri mondi. A me piaceva assai Nusrat Ali Khan, che io lo reputo un maestro, no? Non solo me, ma di un bel di cantanti, pure di Stevie Wonder, di Jeff Buckley. Quando ci sono belli queste cose, no? Che viene attinto dalla musica popolare orientale, mi ha fatto due gaccioli, no? E ho detto, ma sì, pure questi manni cantanti americani hanno creato uno stile. Stevie Wonder ha creato uno stile che è paragonabile alla preghiera islamica. Questa cosa, no? È assai orientale, quindi. E Stevie Wonder l'ha mischiato con lo blues e con lo jazz. È stata un'esplosione, infatti. E da chi me l'hanno copiato un po' tutti. Da voi cosa è successo? Hai fatto per i 3 dischi con Raul Moretti, che sì, è musicista. Sì, da poi d'azienda, da poi un bel di lacrime, pensamenti, dolori, depressioni, di tutto il passato, no? In questo gabbo, dopo da poi d'azienda. In mezzo a questo mi sciabureddu di cose che mi sono capitate. Di vita. Ho incontrato Raul Moretti, che suona l'arpa celtica in un modo tutto particolare. Ci siamo accattati un bebè e abbiamo cominciato a suonare, a fare un po' di concerti. Dopo anni che eravamo sempre suonando, avevamo deciso di filmare qualche concerto e creare un progetto live. I primi 2 album sono infatti 2 concerti.
Uno l'abbiamo fatto in un teatro a Quartu Sant'Elena, teatro Alidos, e l'altro l'abbiamo fatto invece in uno studio, quindi può seguirlo. L'Uderzo invece l'abbiamo fatto sì, in uno studio, però come i criteri di Faundicchio, no? A tracce separate, si dice. E chi inizia ad per un festival, Bogues e Cordas. Esatto, ma prima di questo, con la monografia che abbiamo fatto lo secondo, per Maria Carta, siamo quasi arrivati in finale di Ludenco, il premio Tenco, dando un bel di soddisfazione a Maria Carta, che abbiamo riligito le canzoni tipiche da Montegonare, la Corsicana, Non posso riposare, Stabat Mater, le principali canzoni di Maria Carta, con saluto. E quindi abbiamo avuto il gran piacere di essere chiurati dalla critica e dagli giornalisti. Ma nella categoria non ha vinto d'Oscar, chi sanno, che aveva una produzione un bel granosa, piena, insomma, importante. Noi abbiamo una produzione leggera, che era una autoproduzione, con l'aggiunto della Fondazione Maria Carta, ma era stato un esploit, ma siamo riusciti ad arrivare a livello nazionale a portare un uomo di Maria Carta torre in auge. Da buono. Abbiamo fatto un album con un bel di ospiti, l'Uderzo, che si rischia Animas. E da qui sono nati i primi festival, Animas, e da Bui Bogues e Cordas, che è il riassunto di chi su chi siamo io e Raul, cioè li golli suonati e li golli vocali cantanti. E quindi abbiamo acciappato musicisti e artisti che trattano la stessa materia. Quindi cori, a tenore, a tascia, cantanti che cantano in modo monodico, canto a chitarra, ma pure cantautori. E poi musicisti che trattano sia l'arpa che i violini, gli strumenti a corda, insomma. A posti l'ultimo progetto è stato a su Tattaresu. Questa è stata una gana che mi ha intrigato assai, con la collaborazione che ho avuto con Mario Lucio Marras, che è un poeta, che ha scritto delle poesie meravigliose che trattano di un linguaggio un po' dimenticato dello sassareso di una volta, e ho avuto il piacere di punirmi a lavorare su queste poesie senza toccare la metrica, quindi è stato abbastanza difficile portare a casa delle musiche decenti. Però è stata una soddisfazione. Ho impiegato 1 anno e mezzo a fare questa cosa. Però in questo anno e mezzo è stato un piacere provare l'ampazzillo, provare e detto, noi che vi siamo. Beh, noi l'avevamo registrato in quel luogo di Massimo Marrocco, a Gioscari, con questa base che voi siete a Circendi, in mezzo alla natura, incontaminato, noi che si sta bene, e quindi si può dimenticarsi di problemi, no? Che la cosa principale. E si chiama Ponimenti a me, il progetto, e lo stiamo portando oltre i confini sassaresi. Avrà di un altro progetto discografico che si chiama Ponimenti a me puro d'inverno, a cui abbiamo registrato in 7-8 serate che abbiamo fatto durante il periodo invernale, da dicembre fino a gennaio. Abbiamo fatto un po' di concerti, abbiamo registrato, e sarà un progetto live di Ponimenti a me pur d'inverno.
E come ponete davanti a me, si chiede a non seguire che in questo a toppo de Voces de Hominis, sa radio televisione sarda su canale 79, è un progetto de Cooperativa Mega che su contributo della regione Sardegna e per unire in bellezza questo primo toppo li pedimus a Beppe si non schere donare qualche verso chi canta in tatareso. È stato un piacere. Allora, vi vorrei far intendere una canzone che si chiama In chi su Battiareddu. Lo titolo completo In chi su Battiareddu di Gullezio, che sarebbe la zona di Sassari definita come Piazza Università. Da Piazza Università verso l'Arcivescovado, quindi a Giossu. E in chi il poeta Mario Lucio Marras s'ammenta di quando era minori e giocava i litrintogli. I litrinti e i libatti che s'abriano mentre gurristi, no? In mezzo appunto ai litrintogli. E vi un po' di malinconia a dentro le canzoni, no? Di come era prima lo tempo. A Curlemmo e fate così. In chi so Battiareddu di Gullezio so cudurrato e avvia lo cuore in guerra. Lamento le più di tempo andato e l'apposento antico incarraggiato. E me paruto di dura creatura in cassonetti colti e a britelli con due sapurare di pochi in villa correndo in libaro il trentogli e di le sadiare tutto fuoco era la bizzinia tempo virizzi quando baltava pani e pomata oh cacca mandarino grogu grogu quando rubatti o sigo di arusori sopra la roba tesa da sciottare. E mamma che chiamava da Raianna accuditi che è ora di mangiare. In che so Battiareddu di Gullezio so cudurrato e via lo cuore in guerra lamento le più di tempo andato e l'apposento antico incarraggiato. Ava viso le macchine guardiani di quattro preti e di tanto garraggio e vela vigorosa e li guzzori padrona di cantoni e sciarati oh era la bizzinia tempo felice quando balzava pani e pomata, oh cacca e mandarino, grogu grogu, quando rubatti sigo di arusori, sopra la roba tesa da asciuttare, e mamma che chiamava da Raianna, accuditi che è ora di mangiare. In chi so Battiareddu di Gullezio mi pare che l'inverno sia varato e non se ne anda più sempre più freddo. In chi so Battiareddu di Gullezio in chi so Battiareddu di Gullezio in chi so Battiareddu di Gullezio